c'erano come temi un tema prevedibile, anzi 2 temi prevedibili. Quello della tipologia D riguardava l'immigrazione e il superamento dei confini, mentre quello storico riguardava le donne e il ruolo delle donne, insomma, nella società. E però quasi tutte hanno scelto il saggio breve. Tu quale hai scelto? Saggio breve. Era quello in ambito storico-politico che riguardava il valore del paesaggio. Pensavo fosse più difficile, però il tempo ce n'era abbastanza e poi siamo abituati a farli in 3 ore di solito, quindi non abbiamo avuto problemi. Che traccia hai scelto? Articoli di giornale, ho fatto sullo spazio. Ho scelto la tipologia B, i pianeti, Marte, saggio breve. Era quella che mi sembrava più facile, più adatta. La traccia paesaggistica che descriveva, diciamo, il territorio. Come pensi che sia andata? Penso bene, anche perché comunque a scuola, nonostante questo indirizzo, abbiamo approfondito, diciamo, questo argomento. Tecnico-scientifica anch'io, l'articolo di giornale. Di che cosa hai parlato? Ho parlato sul perché non dovremmo tanto mirare al andare a trasferirci su Marte tutti quanti, che per il momento è impossibile, ma più che altro cercare di migliorare la nostra casa, che sarebbe la Terra, che stiamo distruggendo. Ho scelto la tipologia B, saggio breve, sulle novità dello spazio e ho trattato un attimo sulla missione che si farà a breve su Marte e non facilissime comunque le tracce. Speravamo qualcosa di più facile, però si fa. Io la tipologia B, era? Sì, quindi saggio articolo. Saggio articolo, quindi era un tema che ti eri preparata un po'? Sì, immaginavo di fare questo, quindi tranquilla, a posto. Oggi giornata di studio o di riposo? No, studio, domani è bella tosta. No, studio. Poi quando finirà tutto potremo andare anche al mare a divertirci. Prima però bisogna pensare a quello. Anche al Piave mi basterebbe, invece niente, si studia. Cosa vi aspetta domani? Discipline turistiche e aziendali. È andata bene, mi aspettavo una cosa più difficile, invece sono rimasto contento della mia prova e niente. Che tema hai scelto? La tipologia B, quindi saggio breve, ambito artistico-letterario. Oggi è una giornata assolata, riposo o studio? Io mi sa che no, io dormo. Io dormo. Perché mi sono venuta un attimo tardi. È stata una nottata intensa di studio oppure insonne per la tensione? Tantissimo, io ho dormito. Beh, non c'è da studiare per il tema. Per la terza prova e l'orale di sicuro la tensione sarà più alta e quindi aspettiamo, vediamo come andrà. La famosa notte prima degli esami, come l'avete passata? Avevo intenzione di guardare il film, però non sono riuscito, quindi mi adopererò a guardarlo in questi giorni, insomma. Avete qualche portafortuna, qualche rito scaramantico? Porta fortuna durante le verifiche di tutto l'anno e spero che per gli esami mi porta fortuna. Quindi consigli una mucca un po' a tutti gli studenti. Un porta fortuna, quello che volete.